Benvenuti a tutti, siamo qua nella seconda puntata di Etere e siamo qua con Lorenzo che fa parte dell'Associazione Libera. Ciao, come state? Bene, te? Bene, ciao, appunto mi chiamo Lorenzo, ho 23 anni e faccio parte del coordinamento di Piacenza di Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Ok, vorremmo farti alcune domande per parlare un po' della mafia, appunto. Allora, come agisce la mafia nelle diverse città? È difficile definire come le mafie agiscano per città, tra città e città, nel senso che ovviamente si configurano e agiscono a seconda del territorio in cui si trovano. Magari siamo abituati un po' con lo stereotipo, no, del mafioso al sud, della mafia al sud, delle mafie, perché poi ce ne sono più di una, che no, con la coppola, la lupara, oppure un'immagine un po' da Padrino. Però in realtà purtroppo le mafie sono arrivate anche al nord, questo è il grande spoiler che già vi faccio, e al nord si sono adattate a tutt'altro contesto, per cui non hanno più deciso di, no, appunto, essere il mafioso un po' stereotipato che noi conosciamo. Al contrario, sono dei mafiosi che si vestono bene, vanno in giro con la macchina blindata, con le guardie del corpo, sono persone che cercano di farsi rispettare, di darsi una certa importanza. E che soprattutto agiscono a livello economico, cioè invece di approfittare o comunque compiere uccisioni o di approfittare di pizzo, cose così, le mafie, quantomeno al nord, decidono di agire nell'economia legale. Perché? Perché quello che le mafie hanno un sacco di soldi, fino a prova, cioè purtroppo tramite spaccio di droga, di armi, il traffico di esseri umani e così via. Le mafie hanno accumulato un sacco di soldi, e questo è un dato che vi dico. Se solo l''ndrangheta, perché poi in realtà le mafie sono 5 almeno in Italia, se l''ndrangheta fosse un'azienda, sarebbe la seconda azienda più grande d'Italia. Sono soldi che ovviamente innanzitutto sono persi, cioè, noi non abbiamo, non ha lo Stato, perché sono soldi che evadono le tasse, che non sono presenti nelle tasse, che andrebbero ridistribuiti indirettamente a noi, e soprattutto appunto questi soldi poi le mafie vogliono usarli, non possono usarli se sono ancora collegati alle attività illecite che fanno, quindi cercano di riciclarli, di rimetterli nell'economia legale, sfruttando tutte le pieghe dell'economia che c'è qua. In Emilia-Romagna abbiamo avuto un sacco di esempi di questo tipo, ma non vedo perché anche nel resto del nord non dovrebbe essere differente. Quindi agiscono, la risposta breve è: agiscono in base a dove vanno. Al sud magari abbiamo un certo stereotipo, ma anche lì adesso è difficile che agiscano davvero così, mentre al nord tutto il contrario, cercano di adattarsi, di rendersi invisibili. Quello che le mafie vogliono al nord quantomeno è quello di rendersi il più invisibili possibili. E in che zone si sviluppa di più la mafia? Beh, sapete quando è nata la mafia? No. La mafia nasce a inizio 800, nasce circa 200 anni fa. Adesso non so voi dove siete arrivati in storia, però fa niente. Nasce inizio 800, non so se avete presente come era l'Italia all'epoca, no? C'era il Regno delle Sicilie al sud, che era questa grande entità statale che era composta da un pugno di nobili, pochissimi, ricchissimi, perché avevano un sacco di terreni, e una marea infinita di contadini poveri che dovevano coltivare le terre di questi nobili. E quello che le mafie nascono appunto come la polizia privata di questi nobili, che devono andare a controllare e a bastonare, se necessario, i contadini, affinché non si ribellino, non richiedano paghe troppo alte, insomma, affinché i contadini lavorino secondo quello che dicono i nobili, né più né meno. Poi ovviamente si sviluppano, diventano autonome. Originariamente nascono al sud. Abbiamo la Cosa Nostra in Sicilia, quella che noi chiamiamo mafia, associamo solitamente alla mafia. Poi abbiamo l''ndrangheta in Calabria, la camorra in Campania, la Sacra Comunità in Puglia, i basilischi in Basilicata. Non è un nome molto fantasioso quest'ultimo, ma questo è. E poi appunto si sviluppano, rimangono al sud per buona parte della loro storia, però in realtà poi a partire dagli anni 80-90 iniziano a salire al nord. In realtà purtroppo questa è la nota di originariamente appunto nascono al sud, poi
ironicamente, un po' la nota di ironia che c'è, è lo Stato che le manda al nord. Nel senso che negli anni 50, mi sembra nel 56, ma non vorrei sbagliare, vorrei dire una data sbagliata, quindi prenderla un po' con le pinze. Nel 56 viene approvata una norma che è quella del soggiorno obbligatorio, ovvero cosa succede? Succede che i mafiosi vengono presi, condannati, vengono presi e portati al nord, no? Con l'idea che al sud il boss non c'è più e quindi siamo a posto, siamo tutti contenti, la mafia è sconfitta, e al nord il mafioso è in tutt'altro posto, magari diventa intelligente, cambia cultura anche lui, no? Quello che in realtà succede è l'esatto contrario, e in Emilia Romagna anche questo qua è paradigmatico, proprio perché al sud la mafia rimane e al nord la mafia nasce, quindi si ottiene proprio l'effetto opposto. Quindi, tra virgolette, è lo Stato che arriva qui al nord. Se non mi ricordo male, anche Totò Riina negli anni 70 era arrivato in Emilia Romagna, anche se poi, almeno per quanto riguarda appunto l'Emilia Romagna, scusate, io sono un po', essendo emiliano, sono un po' fissato con l'Emilia Romagna, è Antonio Dragone, che nell'82 arriva a Quattro Castella, che è un paesino di 10.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia, sta lì e da lì inizia tutta la storia delle mafie al nord. Però il discorso è che si sviluppano al nord perché purtroppo, ironicamente, è lo Stato stesso che ce le manda, e poi si sviluppano appunto seguendo la linea dei soldi, perché al nord ovviamente l'economia è un po' più sviluppata e quindi ci sono più soldi, più possibilità di riciclare denaro e di fare soldi a loro volta. Ok, va bene. Allora, volevamo chiederti un'altra curiosità. Com'è nata l'Associazione Libera? L'Associazione Libera nasce nel 1995, quindi neanche io ero nato, e nasce per volere di Don Luigi Ciotti e di alcuni familiari di vittime di mafia. Perché? Perché ovviamente gli anni 90 è un periodo piuttosto di crisi nella lotta alle mafie, no? Nel 92 muoiono Falcone e Borsellino e le mafie poi fanno anche degli attentati in quegli anni, non più al sud, ma anche al nord. Per dire, viene colpita la Galleria degli Uffizi a Firenze e insomma si ha un risveglio di un sentimento popolare contro le mafie, e in questo filone nasce anche appunto Libera, che originalmente si sviluppa non solo per studiare le mafie, ma anche e soprattutto per preservare il ricordo e impegnarsi nel ricordo di tutte le vittime di mafia. Sapete quante sono le vittime di mafia? No. C'è un po' l'idea, ma non tanto. Fai un tentativo. Non c'è niente di male se sbaglia. Cioè, non sono molto sicura, preferisco che me lo spieghi però. Ok, va bene. Le vittime di mafia sono, almeno a oggi, sappiamo che sono circa 1031, se non mi ricordo male per la precisione. Non sarà un numero altissimo, perché uno dice, 200 anni, 1000 vittime, cosa vuoi che siano. In realtà sono le vittime di cui noi sappiamo il nome. E purtroppo la storia di queste vittime è sconosciuta, la maggior parte, perché noi appunto ricordiamo magari le più famose, Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, ma non ci ricordiamo di tutte le altre. Adesso potrei fare mille nomi no, però un paio di nomi che giustamente nessuno sa chi siano, giustamente no. E quindi appunto Libera nasce anche e soprattutto come idea di preservare e di impegnarsi a ricordare tutte le storie, tutte le vittime di mafia. Dove si trova l'Associazione Libera? È un po' in tutta Italia in realtà, che poi in realtà la precisazione che ti faccio è che non si dovrebbe parlare di un'associazione, ma di una rete di associazioni, nel senso che Libera come associazione di per sé esiste, ma chi è che fa parte di Libera? Ma tutte le varie associazioni più svariate, nel senso dai sindacati a Lega Ambiente, anche un sacco di scuole. Perché? Perché la mafia purtroppo è talmente tentacolare che servono tantissime competenze per studiarla davvero e per lottare contro la mafia. Quindi un'associazione singola non potrebbe colpire o comunque studiare così bene la mafia, no? Quindi invece, unendo le competenze varie di varie categorie, varie associazioni, come appunto i sindacati, cose così, si può arrivare a capire meglio quello che è il fenomeno mafioso. Adesso, se non mi ricordo male, il numero a livello nazionale è di circa 1500 associazioni connesse a Libera, che fanno parte di Libera. Poi se mi chiedi i presidi, numero altissimo, adesso se non mi ricordo, adesso non vorrei dire una cifra sbagliata, quindi non la dico e facciamo prima. Ok, parlando al di fuori di Libera, cosa potrebbe fare un cittadino per aiutare?
Questa è una bella domanda, la domanda da un milione di euro, no? Come si suol dire. La risposta facile sarebbe promuovere una cultura della legalità, del rispetto delle leggi, ma quello è facile, no? Rispetti le leggi e sei già più o meno a posto. Il problema è che non basta. Cioè, molto spesso sentiamo parlare di legalità. Va bene, va benissimo, ma non basta. Perché? Perché purtroppo le mafie non è che sfruttano solo il fatto che la gente ha voglia così di non rispettare le leggi, ma sfruttano anche delle situazioni socio-economiche molto particolari, di povertà, di disagio. E quindi, oltre alla promozione della cultura della legalità, sarebbe necessario anche promuovere una cultura della giustizia sociale, quindi di come la società può essere appunto più equa ed evitare situazioni che possano creare disagi innanzitutto alle persone che le vivono e che in secondo luogo possa quindi evitare a queste di finire nelle mani sbagliate. Quindi la risposta proprio banale, la risposta in 2 secondi è questa qua, no? Legalità, ma soprattutto anche giustizia sociale, perché è una parola che molto spesso chi parla di antimafia purtroppo a volte si dimentica. Invece cosa ci fanno con i beni sequestrati? Il discorso dei beni confiscati alla mafia è un discorso molto interessante, perché è una cosa che ai mafiosi proprio non va giù. I mafiosi accettano il carcere quando vengono condannati, però sta cosa dei beni confiscati proprio non l'accettano. Perché? Perché ovviamente la mafia ha come primo scopo quello di fare soldi, no? E quindi nel momento in cui gli togli i soldi, gli togli i beni, immobili, quello che sono, no, il mafioso si arrabbia. E i beni confiscati inizialmente purtroppo non sono stati davvero usati. Solo nel 1996, quando Libera ha raccolto 1 milione di firme a livello nazionale per promuovere la legge sul riuso sociale dei beni confiscati, no? A quel punto si è arrivato appunto a utilizzare davvero questi beni confiscati, che una volta venivano confiscati e basta. Adesso invece questi beni hanno un utilizzo comune di tutti una volta che vengono confiscati. Io ho sempre questo esempio che davanti a me, perché in provincia di Piacenza c'è questo capannone che si trova a Calendasco, in frazione di Calendasco, che è un paesino di 2000 abitanti neanche, quindi sarà sconosciuto probabilmente. Questo capannone, che adesso è intitolato a Rita Atria, che è una vittima di mafia, è stato confiscato a Cosa Nostra, se non mi ricordo male, e oggi è diventato un seggio elettorale, è stato sede di 2 medici in tempo di Covid, è stato un sacco di cose. E quindi è testimonianza di quello che è davvero un uso sociale, un uso per tutti, no? Che è anche un messaggio importante, dove prima una volta c'era illegalità, c'era ingiustizia, oggi c'è democrazia e c'è giustizia. Ci sono vari tipi di mafie, parlando adesso dell'Italia in generale. Sì, originariamente ne abbiamo 5, quelle che nascono all'inizio Ottocento, come dicevamo prima, no? Cosa Nostra in Sicilia, appunto, che è quella diventata più famosa poi per tutto il discorso delle stragi, più famosa tra virgolette, però per tutto il discorso delle stragi e così via. Poi abbiamo la Camorra, che è in Campania, l'Ndrangheta anche in Calabria, la Sacra Corona Unita, che è in Puglia, e i basilischi, che sono in Basilicata. Poi queste mafie, appunto, che sono le 5 fondamentali, poi si sono sviluppate, sono arrivate anche al nord. Tutte hanno delle caratteristiche ovviamente che le rendono differenti l'una dall'altra, però tutte ricadono sotto la stessa definizione, che è quella di mafia, che dà una legge italiana, che è la legge Rognoni-La Torre, approvata nel 1982, che è appunto la legge poi sul discorso di tutto quello che riguarda le mafie. E tutte ricadono sotto questa legge perché? Perché hanno delle caratteristiche in comune, che sono la forza di intimidazione, che crea una condizione di sottomissione, di omertà, e questa parolina è una parolina magica, e sono tutte mafie che puntano a fare una cosa sola, che è quella, come dicevamo prima, è quella di fare sostanzialmente solo soldi. Tutto quello che ci sta intorno, i delitti, i ricatti, eccetera, eccetera, è tutto collegato al discorso di fare soldi. Ma ci sono anche mafie più forti delle altre? O sono nello stesso, cioè sono forti uguali? Cioè... È difficile capire quando una mafia è forte o no, nel senso, una strategia che molte mafie, in particolar modo l''ndrangheta e la Camorra, rispetto a Cosa Nostra, no, che abbiamo conosciuto e ci ricordiamo tutti per Falcone, Borsellino e queste cose qua,
è che l''ndrangheta e la camorra sono state molto più silenziose, quindi è difficile capire quando una mafia è forte. Quando una mafia è forte, quando fa un sacco di soldi in sostanza, no? Appunto, vi dicevo prima, l''ndrangheta, che se fosse un'azienda sarebbe la seconda azienda più grande d'Italia, ecco. Non che le altre facciano così meno soldi, però il discorso, sono forti quando fanno molti soldi. Per capire quanti soldi fanno c'è da andare ad arrestare, a processare, quindi è difficile capire effettivamente quando una mafia è forte o no. In particolar modo appunto al nord sono la camorra e l''ndrangheta quelle più forti. Adesso appunto non è che sto dicendo che avete il mafioso sotto casa, state tranquilli, però come dire, hanno una certa influenza a livello economico, hanno un sacco di soldi da investire. Scusate, mi ripeterò perché più o meno questo discorso qua l'abbiamo già affrontato prima, però è importante perché è quello che succede qua da noi. Hanno un sacco di soldi da investire e cercano di investirli, quindi acquistano forza a livello economico in particolar modo, perché poi vanno a collaborare con le aziende, acquistano anche un certo nome. Addirittura alcuni imprenditori mafiosi facevano della beneficenza, finanziavano le feste popolari, no, per dire. Perché? Perché così avevano un nome importante, no? Erano i benefattori, non volevano, ancora, se torniamo al discorso di prima, non volevano farsi vedere come mafiosi. Perché la mafia, come facciamo a capire se è forte? È difficile, perché i mafiosi cercano di essere i più invisibili possibile, cercano di non capire di essere davvero mafiosi, cercano di non farlo capire quantomeno. E invece riguardo al discorso di prima, cosa significa la parola omertà? Allora, spiegare cosa vuol dire omertà è un po' complicato. Vi devo fare un esempio, mi perdonerete se uso questa cosa qua. Allora, se io adesso fate finta che io sia un mafioso, no? Ora, io entro in questa stanza, prendo quel computer e lo spacco per terra, no? E poi scappo. Vi minaccio magari perché sono un mafioso, prendo il computer, lo spacco e scappo. Arriva Alberto, arriva la vostra prof e vi chiede, ma chi è stato a rompere il computer? Voi, perché avete paura di me, dite... Io non c'ero, oppure no, io c'ero, però non ho visto chi è stato. Ecco, omertà è questa cosa qua. È difficile definire con una frase che cosa davvero è, no? Se è un nascondere la verità, è un nascondere la propria testimonianza. E badate bene, il problema dell'omertà è che non riguarda solo la mafia, riguarda anche un fenomeno che purtroppo è molto più vicino a voi, qual è quello del bullismo. Perché anche in casi di bullismo si può avere omertà. Spero non mi sia mai capitato, però anche in caso di bullismo. Quindi già vediamo che, come dire, ci sono concetti mafiosi che in realtà purtroppo non si applicano solo alla mafia, ma sono molto più vicini alla nostra vita di tutti i giorni. Mi è sorta questo dubbio, ma questi soldi che appunto prendono le mafie, li usano per beni personali? In parte, nel senso che il mafioso, siccome vuole fare soldi, siccome deve fare soldi, ha come obiettivo quello di fare soldi, ha bisogno anche di potere. Il potere lo puoi ottenere ovviamente facendo le mazzette, ma anche facendoti vedere come una persona importante, no? Come vi dicevo prima, qui al nord abbiamo avuto casi di mafiosi che hanno, come dire, non so, andavano in giro con l'auto blindata, con la scorta, con le guardie del corpo, perché? Per farsi sembrare delle persone molto più importanti di quello che erano. Poi sì, loro fanno una vita, non fanno proprio una vita bella, perché comunque sono sempre in fuga dalle forze dell'ordine, quindi una parte rimane spesa nei beni personali, il resto va molto spesso reinvestito in altre attività. Quello che le mafie vogliono, appunto, quello di fare sempre più soldi, non è quello di fare la bella vita. Qual è la mafia più estesa d'Italia? Questa è una bella domanda. È difficile quantificare quale sia la più estesa d'Italia, nel senso che tutte più o meno si sono espanse, no? Sono partite dalla loro regione, dal loro territorio di origine per arrivare al nord. Più o meno tutte sono presenti qui da noi, adesso tutte, nel senso che le mafie sono molto territoriali, quindi tendono a spartirsi i territori tra di loro il più possibile. In Emilia-Romagna in particolar modo abbiamo avuto l''ndrangheta, qui se non mi ricordo male in Lombardia se non mi ricordo male anche l''ndrangheta, però anche mi sembra la camorra sia abbastanza forte, però prendetelo con le pinze questa cosa perché non ne sono sicurissimo. In ogni caso purtroppo sono tutte molto estese, nel senso che addirittura ormai certe mafie, in particolar modo l''ndrangheta,
sono uscite dai territori nazionali, sono arrivate per dire in Germania, sono arrivati ai Balcani, quindi hanno un'estensione non territoriale perché non sono uno Stato, però di controllo, di potere, di presenza, di radicamento, ecco, l'aggettivo giusto è radicamento mafioso piuttosto esteso, quello sì. Esiste una giornata nazionale di Libera? Sì, Libera ha un giorno che è il 21 marzo. Il 21 marzo solitamente che giorno è? Inizia il primo giorno della primavera, no? Sì. L'equinozio di primavera. Quindi ha sicuramente un significato simbolico, quello della rinascita della natura, allo stesso modo la rinascita dell'Italia contro le mafie, eccetera, eccetera. Però è anche un giorno molto particolare perché quando Libera è nata, appunto nel 95, il 21 marzo era e è tuttora l'unico giorno in cui non è morto nessuno per mano della mafia, non c'è stata nessuna vittima innocente per mano della mafia. Nel senso che in tutti gli altri giorni del calendario, nel corso dei vari anni, c'è stata almeno una vittima. Il 21 marzo è l'unico giorno in cui questa cosa non è avvenuta, no? E quindi è un modo per ricordarle tutte, no? Perché se avessimo scelto, non so, il giorno della morte di Falcone, il 23 maggio, avremmo ricordato Falcone, no? E tra l'altro è un giorno in cui si ricorda, il giorno della legalità. Invece scegliere il 21 marzo è un giorno per impegnarci nel ricordo di tutte le vittime innocenti, persone che hanno lottato contro la mafia, persone che passavano di lì per caso e che la mafia ha ucciso. E purtroppo abbiamo tantissimi casi di questo tipo. E quindi sì, è la nostra giornata nazionale, appunto il 21 marzo, in cui noi andiamo a leggerle tutte queste vittime, leggiamo tutti i lnomi e concludiamo dicendo a loro e a tutte le vittime di cui ancora non sappiamo il nome, e purtroppo sono tante, va la nostra memoria e il nostro impegno. Voi pensate che se la mafia nasce a inizio 800, la prima vittima di cui noi abbiamo qualcosa, di cui noi conosciamo qualcosa, è Anna Nocera, che muore nel 1878, quindi 80 anni dopo l'inizio delle mafie, no? Quindi questo, non è morto nessuno prima, un po' difficile, è che non abbiamo la documentazione storica per determinare effettivamente quando ci sono state delle vittime prima o no. Ai giorni d'oggi esistono ancora tante mafie? Sì, sì, nel senso che a livello italiano quelle 5 che vi ho descritto sono ancora presenti, purtroppo sono anche abbastanza forti, specialmente appunto quelle che sono riuscite ad arrivare al nord e che sono tutte riuscite ad arrivare, però in particolar modo quelle che sono riuscite a fermarsi, in particolar modo al nord, in particolar modo appunto l''ndrangheta, per dirne una, no? Senza contare tutte le mafie che sono presenti all'estero e con cui molto spesso le mafie nostrane hanno dei collegamenti. Per dire, le mafie sudamericane, l''ndrangheta è molto collegata, anzi è uno dei partner più stretti che hanno per tutto il discorso dello spaccio di droga e tutte queste cose qua. Quindi sì, purtroppo sì. Per concludere facciamo un'ultima domanda, ovvero perché la mafia si sviluppa più nel sud, in particolare nel Regno delle Due Sicilie? Beh, appunto perché originariamente nasce lì, quindi il territorio di origine è lì. Si sviluppa così appunto perché nasce prima come polizia privata, come dicevamo prima, quindi è finanziata dai nobili stessi, no? Quindi ha una certa, cioè, è protetta. E poi perché con l'Unità d'Italia, tutto il fenomeno del brigantaggio, sono i nobili che comunque, sempre del Sud Italia, che la mantengono e comunque cercano di aiutarla. Poi si autonomizza, no? Poi diventa autonoma, inizia a fare gli affari suoi, nel senso, affari suoi che però sono anche nostri purtroppo, inizia a fare un po' le cose che fa ancora oggi, no? E poi si sviluppa molto, purtroppo, perché anche per lo Stato, per un buon periodo di tempo non esiste la mafia. Nel senso che la legge Rognoni-Latore, quella che definisce che cos'è la mafia e definisce le pene che i mafiosi si prendono e tutte queste cose qua, viene scritta nel 1982, quindi viene scritta quasi 180 anni dopo la nascita delle mafie, no? Capite bene che questo è un problema, perché vuol dire lasciare 180 anni alle mafie. E perché viene scritta? Perché Cosa Nostra in particolar modo sta perseguendo tutta una strategia stragista, che sta uccidendo un sacco di persone eccellenti. Una tra tutte nell'80 muore Piersanti Mattarella, che è il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, no? Ecco, addirittura pensate, la Camorra e l''ndrangheta sono riconosciute come mafia dallo Stato italiano nel 2006, 200 anni dopo.
Questo è problematico, perché vuol dire lasciare 200 anni all''ndrangheta e alla camorra. Quindi si sviluppano al sud perché mancano anche gli strumenti, perché c'è una questione culturale, perché purtroppo certi settori dello Stato all'epoca, purtroppo ancora anche oggi, non al sud però solo, insomma sono conniventi con le mafie, no? Quindi non c'è una vera e propria opposizione tra virgolette quasi tra Stato e mafia, ma c'è più un rapporto di connivenza, di coabitazione in certi territori che permette alle mafie di svilupparsi, di acquisire un sacco di potere economico, e da lì in poi il resto è purtroppo è storia, e le mafie arrivano anche da noi. Grazie per la tua disponibilità, speriamo di incontrarci presto. Grazie a voi. Ciao! Bravissime.